Pensiero del giorno, lunedì 17 marzo. Chinarci sui bisognosi. Così i bisognosi, i poveri, sono diventati il nostro primo obiettivo, la prima meta della nostra vita. E come li abbiamo aiutati? Ce lo dice anche il Vangelo. Date e vi sarà dato. Una buona misura, pigiata, scossa e colma, sarà versata loro in grembo. Luca 6,38. Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chi chiede riceve, chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Matteo 7,7-8. Ricordo, in piena guerra, il lungo corridoio di casa mia pieno di sacchi di farina, patate, legna da ardere, latte in polvere e ogni genere di cose, che venivano svuotati e riempiti, sempre pronte. Ogni giorno le prime focolarine portavano valigie di tutti i beni di Dio nelle zone più povere della città. Mi vengono in mente episodi splendidi in cui il Padre ci ha dato proprio quello che abbiamo chiesto a Gesù nei poveri: un paio di scarpe numero 42, un cappotto. Ricordo i poveri seduti alla tavola del nostro primo focolare, una focolarina, un povero, una focolarina, un povero. E per loro la tovaglia migliore, per loro le stoviglie migliori e il cibo migliore. Chiara Lubick, estratti dal commento alla Parola di Vita, agosto 1984. Parola di Vita, marzo 2025. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio. Luca 6,41.